Consiglio regionale ha approvato la riforma della casa, un testo unico che coordina una serie di interventi normativi e fissa due fondamentali criteri. I temi che hanno a che fare con il riutilizzo del patrimonio immobiliare che abbiamo piuttosto che l'efficientamento energetico e quindi di conseguenza il rispetto dell'ambiente. Quindi in un unico testo avremo tutto questo. Altro nodo che scioglie è quello delle garanzie sui mutui. Attualmente molti, soprattutto i giovani, le giovani coppie, coloro che non hanno una certezza nel lavoro, non potevano accedere al mutuo, quindi anche se avevano il contributo, non potendo accedere al mutuo, non ottenevano la prima casa. La Regione si sostituisce alle garanzie dei singoli cittadini accompagnandoli, appunto, offrendo lei le garanzie al mondo bancario. Questo amplierà di molto la platea di coloro che potranno acquisire casa. Inoltre uno strumento innovativo che verrà sostenuto è la possibilità di acquisto con riscatto. Cioè, che cosa vuol dire? Ogni singolo cittadino che vorrà farne richiesta potrà pensare di acquistare la casa avendo una specie di affitto un po' più ampio di quello che è normalmente e dopo un certo numero di anni, capendo qual è la propria situazione economica, potrà decidere di acquistare casa. Ecco, la Regione accompagnerà con contribuzione anche questo tipo di percorso.